Amici sportivi di Sesta Rete, ben ritrovati con il nuovo appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, risultati, classifiche e commenti riguardanti il calcio dilettantistico siciliano. Appuntamento che va in onda in diretta su Sesta Rete di Catania la domenica a partire dalle 19, la replica alle 23:10 e in replica anche domani lunedì, così come domani lunedì andrà in onda in parecchie televisioni del circuito di Penalty Network, ovvero TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, TV Xenon di Caltagirone. Siamo in onda anche su canale 8 di Avola e anche su Teleblea di Ragusa. Un saluto anche alla nostra penaltina. Ben ritrovati a voi tutti, buona domenica. Giada Di Mauro, ciao Giada. Ciao. E salutiamo subito in postazione internet un affaticato, direi, Gianluca Barbagallo. Sì, adesso con le partite che iniziano alle 3 sì, si corre tantissimo. Diventa difficile. È vero. Diamo come al solito i riferimenti internet? Sì, chiaramente anche stasera potrete comunicare con noi attraverso la nostra mail che è info@programmapenalty.it, perché come sappiamo ormai da qualche settimana c'è il sito ufficiale di Penalty che è appunto programmapenalty.it, dove potete rivedere le puntate, i contenuti. Siamo anche in diretta chiaramente in streaming. Bravo, conoscere anche quelli che sono i nostri, diciamo, le nostre vite private, ma soprattutto vedere anche la puntata in diretta di oggi. Lo potete fare anche su sesterete.com e potete parlare con noi anche attraverso Facebook, quindi se non volete uscire dal vostro social network preferito basta andare su Programma Penalty e la nostra pagina ufficiale. Grazie Gianluca Barbagallo e salutiamo subito il nostro primo ospite in panchina con il commentatore ufficiale chiaramente del campionato di interregionale di eccellenza, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti, buona domenica. Ed il nostro ospite Filippo Millauro, mister del Real Santa Venerina, che insomma sabato ha vinto una partita importantissima. Buonasera. Parliamo del campionato di promozione, però oggi ti voglio coinvolgere anche nel campionato di interregionale di eccellenza, insomma, perché sono campionati che comunque tu segui, diciamolo pure, no? E questo è importantissimo. Bene, allora diamo subito spazio ai numeri, lo facciamo con i risultati del campionato di Serie D, giunto alla sua 27esima giornata. Come al solito parola a Giada per i risultati e poi a seguire subito la classifica. A Marsala, Sporting Club Marsala, Messina 0-1. Alla Mezzia Terme, San Biase, Adrano 3-0. Ad Acireale, Battipagliese 1-1. A Noto, Cittanova Interpiana 6-0. A Reggio Calabria, Interreggio, Licata 2-0. A Melito di Portosalvo, Valle Grecanica, Nissa 1-1. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Nuova Cosenza 1-1. Ad Acri, Nuvla San Felice 0-1. A Vallo della Lucania, Seralburni Sant'Antonio Abate 0-1. Con questa vittoria la squadra regina dell'Interreggio consolida la sua posizione di leader per quanto riguarda questo girone I del campionato di interregionale, ma diamo chiaramente lettura anche della classifica. Interreggio è in testa con 48 punti, Nuova Cosenza e Nuvla San Felice 42, Messina, Adrano 41, Battipagliese, Palazzolo 40, Acri 39, Licata 37, Sporting Club Marsala, Seralburni e Noto 34 punti, Sant'Antonio Abate 31, Acireale 30, San Biase 29, Valle Grecanica 28, Nissa 23, Cittanova Interpiana 18. Dobbiamo ricordare che Cittanova Interpiana ha un punto di penalizzazione, come anche Sant'Antonio Abate che ne ha 2. Messina 7 punti di penalizzazione, Acireale, Adrano, Battipagliese, Licata, Nissa e Sporting Club Marsala hanno una partita in meno. Diamo invece adesso lettura del tabellino per quanto riguarda le partite del prossimo turno. Partiamo chiaramente della 28esima giornata, si giocheranno i seguenti incontri: Sant'Antonio Abate Aciriale, Nissa Acri, Battipagliese Interreggio, Nuvla San Felice Noto, Licata Palazzolo, Interpiana San Biase, Adrano Serre Alburni, Nuova Cosenza Sporting Marsala ed infine Messina contro Valle Grecanica. Allora, Carmelo Puglisi, questa giornata è stata forse una giornata un po' interlocutoria nel campionato di interregionale. Se parliamo di squadre siciliane è giornata decisamente negativa.
In particolare per le due Etne, l'Adrano ha perso male alla Lamezia con il Sambiase e forse abbandona definitivamente il sogno del terzo posto. Giornata poco soddisfacente anche per la Ciriale, che dopo la vittoria di Lamezia, oggi in casa al Tupparello con la Battipagliese, si aspettavano di più, era chiamata a dare continuità, invece ha rischiato di perdere solo a 10 minuti dalla fine. Un gol di Savonarola ha tolto le castagne dal fuoco, però oggettivamente oggi la squadra di Gargano... Forse solo il Palazzolo ha fatto un punto importante contro il Nuovo Cosenza, che era in ascesa. Ha fatto un punto importante, ma anche la vittoria del Messina merita lode. Beh, ormai non fa più storia la vittoria del Messina, se non ci fossero stati 7 punti... Sì, no, probabilmente... ma il Messina, e voglio sottolineare questa domenica l'ennesimo gol di Cocuzza, che doveva essere l'attaccante di scorta di Giorgio Corona, invece oltre che partner di Corona sta regalando parecchi gol a mister Bertoni, quindi un giocatore che sta facendo veramente un bel campionato. E a questo punto la Ciriale dovrà anche recuperare una partita, probabilmente diventerà a questo punto importante in vista anche della situazione in classifica, dove attualmente insomma non è che navighi in acque tranquille e serene. Ha bisogno di punti la formazione Granata, anche perché i risultati di oggi, la vittoria del Noto, la vittoria del Sant'Antonio Abate, insomma oggi costringono sempre questi risultati la Ciriale a rincorrere. È vero. Io volevo fare una battuta subito con il nostro ospite, che segue, insomma, perché lo pratica il campionato di promozione, però insomma un occhio all'interregionale fa sempre bene. Come vedi in questo momento le squadre siciliane? A parte la Ciriale che tra alti e bassi insomma si comporta bene, però la sorpresa Palazzolo-Adrano è positiva, anche se chiaramente... Sicuramente Palazzolo e Adrano stanno facendo bene, anche perché... soprattutto l'Adrano, che è guidato da un grande, io dico sempre, avrebbe potuto fare molto di più, secondo me. Io sono dell'idea che Pippo Strano secondo me sta facendo un campionato forse al di sopra delle aspettative. Certo, oggi questa battuta d'arresto contro la Sembiase 3-0 probabilmente po' adesso decidiamo che probabilmente non riuscirà più a rientrare nella vetta per la classifica. Probabilmente no, però questo non significa che non ha fatto un grosso campionato, anche perché ci sono molti giovani, valorizzano molti giovani, hanno un bel settore giovanile. C'è un lavoro dietro che e questo credo l'obiettivo almeno per quest'anno dell'Adrano è quello di... Anche se Orefici, che era venuto qualche settimana fa, l'allenatore in seconda, mi diceva che comunque loro insomma tentano sempre di stare nella griglia della vittoria finale. Ci provano, io glielo auguro di tutto cuore, però già il risultato è un risultato ottimo. Più che buono. E a questo punto, Carmelo, settimana prossima l'Interreggio si trova in una situazione che deve comunque sempre continuamente guardarsi alle spalle. C'è un gruppo nutrito ancora di inseguitrici, però credo che ad esempio la vittoria di oggi sia stata un buon viatico per riprendere il cammino. È noto come le squadre di Di Maria fra febbraio e marzo abbiano una flessione, però se arrivano a resistere a febbraio e a marzo, poi ad aprile riprendono quota, e credo che quest'anno non faccia eccezione questo discorso. L'Interreggio ormai viaggia a belle spiegate verso il professionismo. Ho un'opinione su questo girone di Serie D, che secondo me, non lo so, ma se tutto dovesse andare per come a Messina cominciano a sentire, cioè con la il recupero dei 7 punti, la giornata di domenica è praticamente definitiva secondo me, perché il Messina che ospita la Valle Grecanica, l'Interreggio invece va a Battipaglio, dove notoriamente si soffre, no? Quindi potrebbe essere, si accorcia ancora di più in classifica, e poi arriva questa benedetta restituzione dei punti. Abbiamo compiuto, diciamo, il delitto perfetto, no? Il problema però, sai qual è, Gianluca, che sta diventando un po' una telenovela la restituzione dei punti, e questa situazione io credo che alla lunga il Messina rischia di pagarla. Cioè, metti caso che veramente restituiscono questi 7 punti, cambia tutto, però io credo che poi alla fine in un rush finale il Messina potrebbe pagarla questa cosa. Però quindi... di fatto nelle ultime settimane, da quando è arrivato un attimino il sentore, che questa cosa sicuramente hanno preso fiato, la squadra sono i tempi che ormai sono diventati troppo lunghi. Non andando lontano, anche parlando, la sentenza spero che arrivi presto. Padova-Torino per esempio dopo 3 mesi, ragazzi, non è possibile. Così come quella della Ciriale, che domenica ha uno scontro praticamente diretto a Sant'Antonio Abate contro il Sant'Antonio, quindi
perché oggi un po' la Cireale ha riperso quello. Peccato, perché oggi la vittoria avrebbe potuto, insomma, garantire un po' più di tranquillità, diciamo, non certezza di sicurezza. In vista anche della gara di domenica è proprio uno scontro proprio diretto. È vero. Una gara dall'ultimo Insomma, schiaffo. sarà anche la prossima settimana un turno importantissimo che noi di Penalty, come al solito, seguiamo sempre e soprattutto proprio apriamo quasi sempre, anzi volutamente sempre, la nostra trasmissione proprio con il campionato di interregionale, dove molte squadre siciliane comunque si stanno comportando molto molto bene. Giriamo pagina e parliamo adesso del campionato di eccellenza. Lo facciamo con il girone A, giunto alla sua 26esima giornata. Abbiamo come al solito questo Ribera che continua a vincere e insomma ormai a vele spiegate, proprio ormai definitivo, è volato, quasi, in alto della classifica, verso l'interregionale. Ma guardiamo i risultati della 26esima giornata. A te la parola, Giada. Sì. A Mazzara del Vallo, Mazzara Acragas 0-1. A Ribera Atletico Campofranco 1-0. A Monreale, Audace Castellammare 3-2. A San Giovanni Gemini, Folgole Serinunte 1-0. Ad Alcamo Camarat 0-0. A Terrasini, Città di Terrasini, Palermitana 0-2. A San Cataldese batte Riviera Marmi Custonaci 3-2. A Palermo, Parmonval Valderice 1-1. Sono adesso dunque 10 punti di distacco del Ribera con la seconda, ovvero l'Alcamo, che è fermo a quota 53. E guardiamo insieme la classifica e così poi soltanto 30 secondi per parlare di questo girone A del campionato di eccellenza che sembra ormai definitivamente, insomma, delineato. Come già accennato, Ettore Ribera è in testa con 63 punti, seguito da Alcamo 53, Acragas 50, Camarat 49, Atletico Campofranco 46 punti, Riviera Marmi Custonaci 42, San Cataldese 41, Audace 39, Mazzara 38, Valderice 37, San Giovanni Gemini 31, Castellammare 94, no, c'è stato un errore, Castellammare e Parmonval 27 punti, sì. Folgore Selinunte 22, Città di Terrasini 13 e Palermitana chiude con 6 punti. No, sottolineiamo che era Castellammare Calcio 94, Sì. diciamo la denominazione ufficiale Sì, del sì, Castellammare Calcio. Bene, anche per questo girone del campionato di eccellenza abbiamo il tabellino della prossima settimana. La prossima settimana sarà la 27esima giornata, saranno questi gli incontri che si disputeranno: Folgore Alcamo, Campofranco Audace, Riviera Marmi Città di Terrasini, Camarat Mazzara, Palermitana Parmoval, Valderice Ribera, Castellammare San Giovanni Gemini ed infine Acragas San Cataldese. Carmelo e Gianluca, soltanto 30 secondi perché penso che a questo punto insomma i giochi sono quasi fatti, aspettiamo la matematica certezza. I giochi sono fatti, domenica se il Ribera vincesse a Valderice è matematicamente promosso in Serie D. La vittoria di oggi sul Campofranco pesa tantissimo perché il Ribera non ha avuto una settimana facile, c'è stata la polemica fra il DS Ruvolo e il sindaco di Ribera Pace sul discorso del nuovo stadio, c'è un procedimento disciplinare, oggi il presidente dell'Acregas ha chiesto celerità nella giustizia sportiva, non è stata una settimana facile però per il Ribera, sono riusciti a vincere, vincono lo stesso e domenica credo festeggeranno tutti. L'Acragas è lì comunque, no? Che sì, spinge, sì. Così come anche l'Alcamo, non mollano. Stanno cercando di definire la griglia dei playoff. Adesso l'unica cosa che resta è definire questa griglia playoff che di fatto dovrebbe essere già, è già completa, definita anche quella. Sì. L'unica squadra è Riviera Marmi, anche se comunque oggi questa battuta d'arresto di fatto la esclude definitivamente. Invece Sì. l'interesse resta in coda, dove un po' tutte... mi è piaciuto il risultato della Palermitana, che finalmente è riuscita a vincere una partita andando a vincere contro il Città di Terrasini. Ha in questo scontro tra ultime, ha onorato il calcio, questo è importante. che fa felici tutti. No, comunque sotto invece ancora la situazione è ingarbugliata, anche fino alla San Cataldese credo che ci sia stare poco forse allegri. più che San Cataldese, forse il Monreale.
No, ma 38 e 3,41 anche la San Galladese. Insomma, anche le prossime partite saranno come al solito 4, ne restano 4. Sì, ne restano 4. Ed in settimana ci sono stati alcuni recuperi, vediamo se riesco a beccare. Abbiamo notizie del dirigente dell'Acragas? No, che la scorsa settimana insomma, è stato colpito da un malore, così abbiamo modo anche di aggiornare i tifosi. Nel frattempo che il nostro Gianluca insomma, attraverso la sua postazione internet ci dà le ultimissime notizie, passiamo adesso alla lettura del tabellino per quanto riguarda il campionato di eccellenza, sempre categoria importantissima soprattutto per le squadre siciliane. Parliamo del girone B, 26esima giornata, i risultati come al solito ce li racconta la nostra Giada. Ad Enna Acicatena 1-5. A Lentini, Leonzio Aquila Caltagirone 0-2. A Ragusa Città di Messina 1-0. A Catania, Atletico Catania Città di Vittoria 1-2. A Piraino, Due Torri Mister Bianco 3-0. A Taormina Battemodica 2-1. A Trecastagni Orlandina 2-1. A Comiso Realavola 1-3. Si è dunque conclusa forse questa telenovela per quanto riguarda la vittoria di questo girone. Nello scontro diretto, come abbiamo potuto ben vedere, il Ragusa batte il Città di Messina e a questo punto probabilmente i giochi sono fatti. Ma guardiamo la classifica. Ragusa rimane in vetta con 72 punti, segue Città di Messina 67, Due Torri 46, Città di Vittoria 43, Realavola 42, Acicatena 40 punti, Taormina 38, Orlandina e Trecastagni 35, Comiso 32, Modica e Mister Bianco 31, Atletico Catania 27 punti, Aquila Caltagirone 22, Leonzio 6 e per ultima Enna con soli 2 punti. Ricordiamo che Aquila Caltagirone ed Atletico Catania hanno un punto di penalizzazione ed una partita in meno, Leonzio 3 punti di penalizzazione ed Enna 6 punti di penalizzazione. Anche per questo girone abbiamo come al solito il tabellino delle partite che si disputeranno fra 7 giorni, parliamo della 27esima giornata, questi gli incontri in calendario. Abbiamo Città di Messina contro Atletico Catania, Caltagirone Comiso, Orlandina Due Torri, Real Avola Enna, Città di Vittoria Leonzio, Mister Bianco Ragusa, Acicatena Taormina ed infine Modica Trecastagni. Io, se voi siete d'accordo, a questo punto direi quasi di incoronare il Ragusa squadra vincente di questo girone. Il big match dalla sua parte e la classifica ormai parla chiara. Devo dire ormai si appresta a vincere, a vincere il campionato, devo dire meritatamente, e lo scontro diretto di oggi secondo me è stata la fotografia del campionato. Di un Messina che aveva anche un po' mollato quasi. Un po' mollato, però è stata una gara equilibrata, però nei momenti topici della partita, così come del campionato, il Ragusa ha avuto qualcosa in più. Il gol della vittoria arriva da un outsider dell'organico di Pino Rigoli, e tutti a fari puntati su Saraniti e su Arena, invece è stato Sisalli a risolvere una partita equilibrata, così come è d'obbligo nei big match, certo. Però che poi alla fine il Ragusa ha vinto meritatamente per quello che è stato l'andamento della partita. Il Ragusa ha anche il merito di non aver abbandonato il campionato quando il Messina di fatto aveva 5 punti di vantaggio, no? Quindi ha sostenuto fino alla fine questa rincorsa al primo posto e di fatto poi un po' anche per fortuna, perché forse anche un po' per l'organico probabilmente, no? Un organico più però dico, il reato peggiore, tecnico. Il reato più grande che di cui si può imputare al Messina è proprio quello di aver depauperato 5 punti di vantaggio in un momento della stagione in cui erano già importanti. Il problema, Gianluca, è che quando pareggi a Trecastagni, pareggi in casa col Mister Bianco, ti manca qualcosa, mentre invece il Ragusa ha avuto un passo più spedito. È stata la squadra che è stata più costante. Anche se io rimango dell'idea che il Città di Messina come quantità ha secondo me qualcosa in più, quindi questo dà ancora maggiori meriti a Pino Rigoli e alla sua squadra. Io però non voglio incensare i vincitori prima di essere arrivati al traguardo, perché domenica Ragusa comunque va a Mister Bianco e il Mister Bianco in casa, specie con questa situazione se la gioca, perché vi ricordo che in settimana c'è stato il recupero tra Mister Bianco e Trecastagni, che ha visto il Trecastagni vincere su Mister Bianco, quindi il Mister Bianco ora si ritrova in piena zona play-out e quindi per cui deve dare battaglia.
si gioca la Invece partita. il Messina troverà un Atletico Catania che poi di fatto sostanzialmente è poca cosa rispetto, diciamo, all'organico del Messina. Certo. Quindi non lo so se abbiamo già chiuso i battenti. A proposito dell'Atletico Catania, mi dai il gancio, Gianluca, perché non fare quella faccia, dai, ti voglio determinato, un po' pareggiato per questa oggi sconfitta. sì, no, più che amareggiato. Guarda, guardiamo il servizio che Sì, tra l'altro hai preparato, così poi magari lo discutiamo con te e con i nostri ospiti. Guardiamo il servizio della vittoria del Città di Vittoria contro l'Atletico Catania per 2-1, partita un pochettino strana. Gianluca infatti si vede un po' amareggiato, però io sono dell'idea che non passava da questa partita la probabile salvezza della squadra. E invece ti smentirò, ora ti faccio anche un ragionamento che questa era una partita fondamentale. E va bene, vediamo un pochettino, guardiamoci il servizio e poi abbiamo modo di insomma chiacchierare e commentare questa sconfitta dell'Atletico. Finisce 2-1 per il Vittoria la gara giocata questo pomeriggio sul terreno di Montepo. Sconfitta pesante per un Atletico dei due volti. Svogliato, distratto, quasi irritante quello del primo tempo, determinato, voglioso e rabbioso quello della ripresa. Mister Pandolfo schiera un 4-4-2 con gli esterni Contarino e Grasso, in avanti Gianguzzo e il debutto dal primo minuto del giovane Risica. Per lui in questa stagione già 2 gol alla Leonzio. La difesa è incentrata sul capitano Sapienza e il centrocampo affidato al buon Licciardello. Il Vittoria è pieno di ex, a partire da mister Campanella, proseguendo per i vari Montalto, Chiaramonte, Nobile e Cannizzo, questi ultimi ex di questa stagione. Sebbene per il Vittoria questo campionato non riservi più grandi motivazioni, essendo la squadra iblea inserita in quella virtuale zona playoff che difficilmente si disputeranno, dicevamo, sebbene gli uomini di Campanella non abbiano grosse motivazioni, non hanno regalato nulla, anzi, nel corso del primo tempo hanno messo sotto l'Atletico, oggi finalmente in maglia blu, che non riusciva ad imbeccare quel santo Gianguzzo che a 41 anni suonati riesce ad impensierire ancora gente come Nobile. Il Vittoria finalizza le tante occasioni create con un gol letteralmente regalato dalla difesa etnea. Pandolfo e Colonna non si capiscono e Di Franco è lesto ad insaccare. Finisce un brutto primo tempo per Sapienza e compagni. La ripresa inizia con una novità: Contarino non guadagna più il terreno di gioco, al suo posto Ventimiglia. L'Atletico rientrato in campo ha un altro spirito, è più determinato. La partita si innervosisce, Chiaramonte e Licciardello vengono anche ammoniti. Inevitabilmente, cercando di recuperare il risultato, l'Atletico si espone ai contropiedi avversari e rischia in più di un'occasione. Ma questa gara è troppo importante e rischiare è inevitabile. L'Atletico riesce a raggiungere il pari con un Risica, buono a superare con un pallonetto il portiere ospite, imbeccato da un ottimo servizio di Gianguzzo. Il finale di gara vede l'Atletico in avanti alla ricerca del gol vittoria. Ci sono alcune designazioni dubbie del guardalinee che fermano gli avanti atletisti in buone occasioni. Quando tutto lasciava supporre che il risultato di pareggio fosse stato quello definitivo, arriva il gol di Randis che in mezza girata fulmina Colonna. Nei restanti 3 minuti di recupero solo nervosismo e nulla più. L'Atletico perde una partita che ha una valenza determinante ai fini della classifica. Ora lottare per evitare i play-out è praticamente impossibile. Farli nella migliore condizione di classifica è l'obiettivo restante delle ultime 4 partite del campionato atletista. 4 partite al termine, quindi orientativamente la griglia per quanto riguarda i play-out quindi è stata in un certo senso disegnata anche con questa sconfitta? Ancora questo no, assolutamente ancora no. Dico che secondo me l'Atletico oggi ha praticamente confermato la sua partecipazione. Perché questa vittoria era importante? Perché oggi avrebbe consentito all'Atletico di raggiungere quota 30. Mercoledì si disputerà e si sarebbe disputato con un altro morale, un recupero a Caltagirone che poteva proiettare l'Atletico a 33 punti. Quindi all'inizio della prossima settimana l'Atletico era già fuori dalla zona play-out. Certo, con 6 punti. Invece adesso vai a Caltagirone con un morale che comunque è sempre quello che è, perché comunque hai perso una partita che di fatto non ti aspettavi quantomeno di perdere. Poi vai a Messina domenica ed è probabile che torni un po' con le ossa rotte. Quindi in questi 8 giorni vedi come cambia. Il calcio è anche questo. Tra l'altro non solo Gianluca ha ragione, perché come abbiamo accennato nelle scorse settimane, vincendo queste partite tu avresti distaccato il Caltagirone con la possibilità anche di evitare un play-out, cioè di staccare, mandare subito l'Aquila Caltagirone in promozione, quindi oggi era una gara fondamentale. Insomma, con i recuperi e con il tabellino della prossima settimana ancora una volta si capirà ancora di più la situazione per quanto riguarda la griglia dei play-out, mentre nel frattempo possiamo già quasi... L'interesse di questo campionato, a parte diciamo, Ragusa
Vabbè, dopo questo scontro... Che si vedrà comunque domenica, adesso i tempi si accorciano sostanzialmente, domenica se ancora il distacco di 5 punti resta invariato tra è già chiuso, Messina, è già chiuso. Già siamo al 70%, insomma più passano le giornate più la percentuale per Messina sì. Ma quello che è la zona play-out credo che sia l'ultima giornata. Bello, così c'è proprio determinazione. Sei d'accordo tu anche su questa cosa, sì, anche Filippo? se questo è un girone secondo me che è falsato dalla presenza di due squadre che hanno mollato a metà, infatti anche questo è stata... perché qualcuno le ha incontrate prima certo. in organico completo, qualcuno poi le ha incontrate dopo quando l'organico Guarda, era sul discorso di parecchie squadre che hanno falsato il campionato quest'anno ne abbiamo parlato moltissimo. Sebbene io sono felicissimo per Pino Ricoli, che è un grande amico, perché sta guidando secondo me a una bella vittoria con un organico importante, sicuramente con un organico importante, ma anche il Città di Messina ha avuto e ha un organico importante, certo. Però secondo me la costanza della squadra nel rendimento alla fine lo premieranno. È vero. Allora, benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato di interregionale e del campionato di eccellenza. Salutiamo nel frattempo il commentatore ufficiale, il nostro Carmelo Puglisi. Settimana prossima da Ciriale, mi raccomando. Settimana prossima un'altra bella giornata. Intanto volevo chiudere brevemente, Ettore, dalla zona salvezza oggi probabilmente si è tirato fuori il Taormina che ha vinto 2-1 lo scontro diretto con il Modica. Altra bella prova dei ragazzi. Hai fatto bene a sottolineare. Perdeva 1-0. Sottolineiamo questa cosa, è una delle più belle realtà di questa eccellenza, perché è una squadra molto giovane, molto anche Mister adesso anche qui 2 punti, perché credo che a 40 si possa stare 40, insomma. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, ci rivedremo tra qualche istante, di nuovo sempre qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, il secondo momento della nostra trasmissione, Penalty, in onda su Sesterete in diretta alle ore 19, ogni domenica, in replica alle 23:10, nonché in replica anche il lunedì e in replica anche nelle numerosissime TV che fanno parte del circuito appunto di Penalty. Sottolineiamo anche tra l'altro che siamo in diretta sullo streaming di Sesterete di Catania, quindi su sesterete.com e anche su programmapenalty.it. A questo punto salutiamo il nostro ulteriore ospite che ci è venuto a trovare, parliamo di Massimo Scrivano, che attualmente è tesserato con la San Filippo, però insomma ha fatto un po' un cammino tortuoso quest'anno. Purtroppo sì. Massimo tra l'altro insomma è un personaggio abbastanza conosciuto nell'ambito del calcio dilettantistico, e questo me lo può confermare anche Filippo Millauro, perché insomma esperienze notevoli, campionati vinti tra interregionale, eccellenza, anche una bella panchina con la Ciriale, insomma la Ciriale dei tempi d'oro. La Ciriale Palermo. Mica male. Insomma, sono cose che non si dimenticano mai queste. No, mai. Con lui parleremo anche del campionato di promozione e a questo punto diamo subito lettura del campionato di promozione, però prima devo salutare giustamente Alessio di Mauro. Ciao Alessio, hai fatto un servizio importante oggi con la collaborazione di Alessandro Fama, ho visto. Sì, quello però è di prima categoria. Quello di prima categoria. Dello Sporting Barriera. Benissimo. Parleremo anche di questa cosa, tra l'altro. Campionato di promozione lo facciamo subito con il girone A, pronta con i risultati della 26esima giornata. Ad Aragona, Borgata Terenove 3-0 a tavolino. Ad Isola delle Femmine, Città Isola delle Femmine, Campobello di Mazzara 1-0. A Raffadali, Cianciana 3-0. A Villabate, Città di Villabate, Ciminna 1-5. A Sciacca, Città di Capaci 3-0 a tavolino. A Canicattì, Strasatti 1-0. Prizzi, Profavara 1-2. A Salemi, Sporting Arenella Palermo 1-1. Pareggio per quanto riguarda la squadra palermitana, mentre il Raffadali continua a vincere e raggiunge la vetta sempre di più in maniera forte e determinata in questo girone A del campionato di promozione. Ma diamo lettura della classifica giunta alla sua 26esima giornata. Sì, infatti Raffadali rimane in vetta con 53 punti, segue Sporting Arenella Palermo 49, Profavara 48, Aragona 41, Cianciana e Strasatti 40,
Città di Capaci e Salemi 39 punti, Campobello di Mazzara e Sciacca 35, Ciminna 33, Città Isola delle Femmine 32, Canicattì 31, Prizzi 29, Città di Villabate 12 punti e per ultima Borgata Terenove con 10. E ricordiamo inoltre che Borgata Terenove e Città di Capaci hanno un punto di penalizzazione. Allora Alessio, che dobbiamo dire di questo girone? Ormai si è detto e insomma è parlato molto, però poi alla fine stiamo vedendo che Raffadali, come avevamo detto già dall'inizio del campionato, si sta dimostrando veramente la squadra più forte. Sì, una giornata importante per il Raffadali che oggi consolida il primo posto in classifica. Sono infatti 4 i punti di vantaggio sullo Sporting Arenella Palermo, fermato oggi sull'1-1 a Salemi. Sempre tra le prime 3 troviamo il Pro Favara, che è distanziato di un punto dallo Sporting Arenella Palermo, che oggi ha vinto in trasferta contro il Prizzi. Una curiosità sta nella partita Sciacca Città di Capaci, vinta dallo Sciacca per 3-0 a tavolino, in quanto il Città di Capaci non si è presentato di sabato al campo dello Sciacca, sapendo che la partita doveva disputarsi la domenica. Succedono queste una cose. Una brutta figura che costa un punto di penalizzazione alla Città squadra. di Capaci non è stato capace di influenzare. Giusto. Non è stato capace. Benissimo, ok, proseguiamo. Parliamo sempre del campionato di promozione, lo facciamo con il girone D, anche in questa occasione parliamo della 26esima giornata, dove abbiamo la Leonfortese che batte il Gela e vola sempre di più dritta verso il campionato di eccellenza. Risultati e classifica. A Paternò a Giranissoria 0-3 a tavolino. A Leonfortese Atletico Gela 2-1. A Scicli Città di Rosolino 1-2. A Siracusa Enzo Grasso Scordia 1-1. A Nicosia Orsa Ragusa 2-0. A Troina Priolo 4-1. A Niscemi Real Niscemi San Sebastiano 1-1. A Rosolini Virtus Ispica Santa Croce 3-3. Bene, e come avevo detto già qualche istante fa, questa vittoria della Leonfortese nello scontro importante contro il Gela insomma indirizza la squadra di Gaetano Mirto sempre di più verso il campionato vittorioso, il campionato di promozione, chiaramente dirigendosi a vele spiegate verso il campionato di eccellenza. La classifica. Leonfortese in testa con 55 punti, segue Giminica Scordia 50, Città di Rosolini 49, Atletico Gela 47, Nicosia 44, Virtus Ispica 39, Santa Croce 36, San Sebastiano 34, Enzo Grasso e Rinaldi Scemi 32 punti, Scicli e Troina 31, Priolo 29, a Giranissoria 25, Orsa Ragusa 20 e ultimo il Paternò escluso dal campionato. Ricordiamo che Enzo Grasso ed Orsa Ragusa hanno una partita in meno, a Giranissoria e Troina 2 partite in meno. Allora, diamo subito parola al nostro commentatore. Alessio, come vedi questa situazione? La vedo bene per la Leonfortese perché finalmente ha raggiunto un distacco di 5 punti a 4 giornate dal termine che sembrano abbondanti. Sì, oggi ha vinto lo scontro diretto con l'Atletico Gela, ha vinto per 2-1, finalmente tutti questi soldi spesi, questo cambio di allenatore ha portato i suoi frutti e finalmente la Leonfortese può... Secondo me tu sei un po' tifoso della Leonfortese. Volevo fare una domanda invece a Massimo Scrivano. No, invece, scusa, c'è una cosa che poi ci dimentichiamo, che c'è stato il recupero questa settimana fra Priolo e Gela, che ha visto Priolo vincere per 3-2. No? Forse anche per questo, forse ai fini della classifica è importante. Giusto, hai fatto bene Gianluca a darci questa notizia. No, volevo fare una battuta con Massimo Scrivano, che da poco è diventato anche allenatore. Insomma, è un po' ingarbugliata la situazione degli allenatori, no? Nel senso che spesso e volentieri vanno insomma, a prendere panchine dove potenzialmente non possono neanche andarci perché magari vengono da un'altra categoria, da un'altra squadra. C'è un po' di gran confusione. Tu come vedi, come leggi questa cosa, Massimo? Adesso diciamo che la leggo da un altro punto di vista. Prima la leggevi da calciatore, adesso la leggi da neo allenatore. Perfetto.
Oddio, sarebbe bello iniziare e concludere il campionato con la propria squadra, anche se secondo me è molto importante trovare le persone adatte per fare calcio serio, quello che oggi purtroppo sta venendo a mancare. Persone adatte intendiamo soprattutto le dirigenze, no? Brevissimo, brevissimo. Allora sì, che magari un allenatore può svolgere il proprio lavoro sia nei momenti positivi che in quelli che durante l'arco dell'anno ci possono anche stare, quelli meno positivi. Vero. La serenità è fondamentale. È fondamentale. La serenità e la fiducia della società è fondamentale ai fini del traguardo finale che un allenatore deve fare. Tra l'altro Filippo Millauri invece dopo ci deve dire anche perché non è stato mai esonerato, perché lui ha questo curriculum importante, lui non è stato mai esonerato, è bravo, è capace indubbiamente, però bisogna veramente essere anche fortunati poi nel percorso, no? Perché poi le società spesso e volentieri insomma non sono poi tanto serie. Probabilmente le società, i dirigenti, il presidente magari si accorgono che io ci metto... Tu lavori sul campo, io lo dico sempre, lavori sul campo e questo è importante. Poi magari sono stato forse anche fortunato. No, sei anche bravo e preparato. Preparato. A proposito di bravi e preparati, io volevo fare un plauso a te e al tuo staff per questa trasmissione che finalmente dà la possibilità. Grazie. Ce li prendiamo tutti questi complimenti. Ce li prendiamo. Quasi dimenticato un po' da tutti, si parla troppo del calcio importante, si parla pochissimo del calcio quello leggero. Grazie. Allora proseguiamo, adesso parliamo di un girone importante perché insomma vede Filippo Millauro in prima linea, parliamo del girone C del campionato di promozione, parliamo della 26esima giornata, già da pronta subito per quanto riguarda i risultati e poi chiaramente anche della classifica. Ad Aci Bonaccorsi Sparra, Aci Sant'Antonio Ambrosiana 1-2. A Fiume Freddo, Fiume Freddese, Belpasso 0-0. A Messina, Piero Mancuso, Garden Sport Messina 0-3. Ad Aci Catena, Aci San Filippo, Gravina 1-0. A Sant'Agata di Battiati, Sporting Battiati, Real Santa Venerina 0-1. A San Gregorio Scommettendo 3-0. A Santa Teresa di Riva Sport Insieme Sporting Via Grande 1-2. Per ultima Mili Marina Pistunina Villafranca Tirena 1-1. L'Aci Sant'Antonio vincendo questo big match contro la Sparra Calcio a questo punto vola sempre di più verso il campionato di eccellenza, in testa con 55 punti, ma guardiamo la classifica. Aci Sant'Antonio Ambrosiana 55 punti, Sporting Via Grande 50, Sparra 49, Villafranca Tirena e San Gregorio 45, Garden Sport Messina 38, Belpasso 37, Pistunina 36 punti, Fiume Freddese 35, Aci San Filippo 33, Sport Insieme 29, Real Santa Venerina 24, Sporting Battiati 23, Scommettendo e Gravina 22, Piero Mancuso 20. Piero Mancuso, Gravina, Fiume Freddese e Belpasso hanno una partita in meno. Il commento lo voglio fare direttamente con Filippo Millauro che insomma vincendo sabato uno scontro importantissimo contro lo Sporting Battiati ha forse insomma tagliato un po' la classifica nella parte bassa, ha dato veramente una grande mescolata e ritornano prepotentemente le possibilità quasi forse chissà di eliminare, sarebbe utopia. Nel frattempo commentiamo questa vittoria fuori casa, possono partire anche delle immagini che abbiamo realizzato in questo scontro. È stata una partita dura, Filippo, no? Sì, chiaramente è stata una partita abbastanza tesa perché sia loro che noi dovevamo fare obbligatoriamente il risultato. Io ritengo che alla fine noi abbiamo meritato perché abbiamo avuto dall'80esimo in poi abbiamo avuto 5-6 palle gol con Aleo che ha sbagliato poi il gol è arrivato proprio all'ultimo poi. Sì, poi è arrivato all'ultimo il gol. C'era stata anche una situazione di calcio di rigore e per noi se non ce li danno i calci di rigore perché sanno che poi li sbagliamo. Certo, avete messo sotto lo Sporting Battiati, no? Che all'inizio sembrava veramente la squadra rivelazione. È una cosa veramente strana questa perché è stato in testa al campionato, le prime partite
mentre noi, grazie a Dio, siamo stati sempre là sotto adesso pian pianino però insomma cercherete magari di conquistare posizioni importanti in vista dei play-out, sì, no? ma sai, adesso un po' l'entusiasmo, noi abbiamo sempre lavorato, ci siamo sempre allenati così, adesso io ho una squadra giovane nella testa, per cui tra l'altro venite da una promozione importante, quella dell'anno scorso. Onestamente manco programmata. Infatti avete fatto un campionato in ascesa, siete arrivati in promozione, forse era preparata la società. Non era preparata la società. Assolutamente. Però insomma voglio dire, siete lì. Sì, adesso con questo risultato di ieri aspettiamo anche, ci sono dei recuperi durante la settimana, ci sono un paio di recuperi, vediamo come andrà a finire anche la storia della Mancuso che non si è presentata a Belpasso, se gli daranno sta partita persa oppure la devono recuperare. Insomma ancora è un po' tutto da vedere la griglia per quanto riguarda i play-out. Comunque io sono molto fiducioso perché sai, le iniezioni di fiducia fanno molto meglio di tanti allenamenti. E questa vittoria dell'ACI Sant'Antonio sembra già scritta. Io ho visto segnata. Oggi, sono stato al campo, ho visto la partita, secondo me la vittoria è meritata perché la squadra che è stata più continua, sempre una squadra magari poco bella a vedersi, però molto compatta, e poi cinica. E la sorpresa, questo Viagrande o il San Gregorio? No, secondo me è il Viagrande, più del San Gregorio, il Viagrande perché anche gioca con molti giovani e poi un mister giovane, ma tutta la società è una società organizzata, una società tranquilla dove lavorano tutti bene, secondo me è proprio. Settimana prossima con chi giocate? Col Pistonino. E lì insomma sarebbero 3 punti fondamentali, quando giocate in casa, quindi in casa sicuramente, anche se loro non lo so se guardano ai playoff, ma non lo so, partita, insomma, loro hanno una buona squadra. Potrebbero anche, però noi in casa dobbiamo vincere le partite. Sennò... Benissimo, allora noi ci auguriamo di rivederti presto di nuovo qui a Penalty, perché così vuol dire che è andata bene la stagione. Speriamo. Sperando magari di portare qualche altro giocatore della squadra, così piacere, insomma raccontate questa avventura che è stata nel campionato di promozione, no? Ma quest'anno ce ne sarebbero tante cose da raccontare. Vabbè, racconteremo le cose belle, però dai, bisogna essere sempre ottimisti. Perfetto, ringraziamo allora Filippo Milauro, mister della squadra della Real Santa Venerina. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio e parleremo del campionato di prima categoria. A tra poco, dopo la pubblicità. Di nuovo insieme con un altro momento dedicato al calcio dilettantistico all'interno di Penalty, in onda su Sesta Rete in diretta a partire dalle 19 ogni domenica, la replica anche alle 23:15, in replica anche domani e poi in replica anche il lunedì nel corso della giornata nelle varie televisioni che fanno parte del circuito di Penalty Network. Salutiamo la nostra nuova penaltina, Lorena Finocchiaro, reduce dalla tournée con i Los Locos, grande successo. Sì. Benissimo, siamo contenti. Allora, non abbiamo salutato Alessio Di Mauro, lo salutiamo, il commentatore per quanto riguarda il campionato di promozione, invece salutiamo il commentatore invece del campionato di prima categoria. Buonasera a tutti. Ciao Alessio. Buone notizie da Agrigento. Mi confronto sempre, dimmi. Buone notizie da Agrigento, te le dovevo. Sì, abbiamo notizie. Ciccio sta bene, è ancora in ospedale, però sta bene. Un in bocca al lupo allora al dirigente dell'Agragas. Poi le vittorie dell'Agragas chiaramente gli fanno da... È vero. Diamo il benvenuto anche ad un nostro nuovo ospite, parliamo del campionato di prima categoria ed abbiamo ospite qui nei nostri studi il presidente dell'Inessa Giarre Calcio, ovvero Giovanni Di Martino. Presidente, buonasera. Oggi un'altra vittoria. Ieri abbiamo giocato ieri a Forcisicolo, abbiamo vinto 2-1. Questo vuol dire che si poteva fare un po' meglio prima e ci accontentiamo, va benissimo. Sesta vittoria tra l'altro di seguito, questo è importante. Consecutiva. Benissimo, allora diamo subito lo sguardo ai risultati, parliamo come ho detto poc'anzi del campionato di prima categoria, parliamo del girone H giunto alla sua 22esima giornata e abbiamo subito Lorena pronta con i risultati e la classifica. A te Lorena. A San Michele di Ganzaria, Aquila San Michele Sommatino 1-1. A Grotte Libertas Racalmuto Milena 4-0. A Casteltermini Mirabella 1-0. A Porto Empedocle
Accademia Empedoclina Mussomeli 0-1. Ad Agrigento, Nuova Villa Seta, Serra di Falco 0-3. A Licata, Sant'Angelo Licata batte Sporting Club Racalmuto 3-2. E a Caltanissetta, Atletico Caltanissetta, Virtus Bivona 4-0. Ennesima vittoria del Serra di Falco che con 59 punti è praticamente già in promozione. Guardiamo insieme la classifica. Prima in classifica troviamo Serra di Falco con 59 punti, segue Sant'Angelo Licata 45, Libertas Racalmuto 44 punti, Mussomeli 41, Sporting Club Racalmuto 33 punti, Accademia Empedoclina 31. Milena, Aquila San Michele e Atletico Caltanissetta 26 punti, Sommatino 20, Virtus Bivona e Casteltermini 19 punti, Mirabella 18 punti, ultima in classifica Nuova Villa Seta con 6 punti. Ricordiamo Libertas Racalmuto e Mirabella una partita in meno. E allora a questo punto che cosa dobbiamo dire di questo girone? A questo punto in Serra di Falco è arrivata anche la matematica, mancava solo quella, 4 giornate d'anticipo, 19 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta contro la vice capolista. Insomma un ruolino di marcia straordinario. Sì, sicuramente la squadra subito, fin dall'inizio, ha iniziato il campionato con una serie di vittorie consecutive e ci ha messo veramente poco a chiuderlo. Adesso bisogna però poi insomma programmare bene perché il campionato di prima non è il campionato di promozione. Sì, dovranno sicuramente rafforzare la squadra per poter competere anche per le posizioni di alta classifica in promozione, perché già ci sono dei giocatori che hanno giocato per vincere il campionato di promozione in passato. Benissimo, proseguiamo, passiamo adesso al girone G, sempre del campionato di prima categoria, dove abbiamo insomma un testa a testa che continua tra il Canicattini e il Real Ragusa. Guardiamo i risultati della 22esima giornata. Ad Acate, Real Ragusa, Rari Nantes 3-0. A Floridia Acate 1-6. A Frigintini Belvedere 2-2. A Ragusa, New Team Ragusa, Città di Canicattì 1-3. A Siracusa, Ellenica Marina di Ragusa 1-3. A Melilli, Rinascita Melillese, Pachino 2-1. E a Santa Croce Camerina, Nuova Camarinense Scoglitti 2-2. Questo scontro tra il Canicattini e il Real Ragusa insomma crea sempre il suspense in questo girone. Sì, le due squadre continuano a marciare a ritmi molto alti, hanno vinto entrambe, i punti di distacco rimangono 5, ma ricordiamo che il Real Ragusa deve recuperare la partita col Floridia che oggi è retrocesso matematicamente. Guardiamo insieme la classifica in modo che così possiamo capire un po' meglio tutto il girone e capire bene fino a che punto queste due squadre hanno veramente fatto il vuoto alle spalle. Guardiamo la classifica del girone G, appunto, dove il Città di Canicattini è in testa con 48 punti. A te Lorena. Primo in classifica, difatti, Città di Canicattì con 48 punti. Segue Real Ragusa 43 punti. Marina di Ragusa 39. Pachino e Rinascita Melillese 34 punti. Rari Nantes e Scoglitti 31 punti. Frigintini 28. New Team Ragusa 27 punti, Belvedere 26, Ellenica 25 punti, Nuova Camarinense 24, Acate 21, ultima in classifica Floridia con 2 punti. Ricordiamo Belvedere, Floridia, Frigintini, New Team Ragusa, Rari Nantes, Real Ragusa, Rinascita Melillese e Scoglitti una partita in meno. Forse un po' troppe partite ancora da recuperare. Sì, perché la settimana scorsa, ricordiamo, sono state rinviate ben 4 partite. Come abbiamo detto prima, però, comunque il Real Ragusa il suo recupero è quasi scontato. A fronte del Floridia già retrocesso, si porterà a -2 dal Canicattini. Il Marina si può... Il Marina potrebbe può inserirsi sperare? Per i playoff. È difficile che si inserisca nella lotta per il primo posto, che secondo me si deciderà tutto fra 2 settimane, quando ad Acate ci sarà lo scontro diretto fra Real Ragusa e Città di Canicattì. Sarà una vera e propria battaglia sotto questo punto di vista. E adesso parliamo di un girone che insomma riguarda da vicino il presidente Di Martino, perché Questi Nessa continua ancora a vincere.
anche se è un po' troppo lontano ormai chiaramente il discorso riguardante la vetta, però il fatto di aver riorganizzato e a questo punto anche diventare il riferimento più importante di Giarre, questo già è un buon successo, no? Noi ci siamo organizzati a settembre e credo che a settembre non si possono fare, non si possono fare progetti. Però abbiamo fatto un girone d'andata scadentissimo, a dicembre abbiamo preso 10 giocatori, questi sono i risultati. Bisognava pensarci prima allora. Ma a settembre lei mi insegna che il mercato era chiuso e i ragazzi erano tutti vincolati. Vabbè, però si possono buttare le basi per la prossima stagione, anche perché Giarre necessita indubbiamente una squadra di categoria superiore. Credo, col passato che ha avuto. Infatti. Tra l'altro Massimo mi conferma che una piazza importante come Giarre non può comunque vivere soltanto con un campionato seppur di vertice di prima categoria. Assolutamente no, come Giarre, come lo stesso Leonzio, come lo stesso Caltagirone, credo che comunque siano delle piazze, Acireale stesso, delle piazze molto importanti. Quest'anno purtroppo si è verificato anche la realtà Enna, dove già prima di iniziare era retrocessa. No, non esiste. Alcune piazze devono avere le categorie che spettano. Il problema, caro amico, che prima queste piazze vivevano grazie ai grossi contributi che prendevano adesso dai sono comuni, finiti e che oggi non ci sono più. E quindi questo è il problema. Oggi il calcio si deve fare con i soldi dalle tasche dei presidenti. Prima meglio così però, Gianluca, meglio così. Giusto, infatti dico, prima si faceva con i soldi. Noi sposiamo questa prima si faceva con i soldi dei contribuenti, quindi era facile per tutti fare. Il presidente ci dà conferma di questa cosa. Oggi bisogna mettere la mano al portafoglio e fare calcio, se hai la possibilità. Siccome è da pazzi fare calcio a qualsiasi livello, perché è un investimento a perdere. Beh, soprattutto nel settore dilettantistico. Poi nel settore dilettantistico è proprio, cioè o lo fai perché sei un pazzo furioso o non lo fai, fatto, no? Però con tutto il rispetto per chi lo fa, che io ammiro, c'è anzi magari ad avere. Dicevi Massimo? Però come il Presidente può confermare, se io posso fare un calcio in una determinata maniera, quello deve essere, senza promettere mari e monti se poi non si possono fare. Di conseguenza il calcio è... Infatti quest'anno il mezzo girone di eccellenza è fermo ad agosto. Saltato. È fermo ad agosto perché ad agosto vorrei aggiungere che non è che ce lo ordina il medico di fare calcio. Bravo. Ma io lo dico sempre, Presidente, guardi, lei mi sta copiando le parole che dico sempre. Il calcio deve essere libero. Se io voglio fare il presidente, investo e faccio la società. Aspettare i contributi del comune è facile. Lo potrei fare io, lo potrebbe fare Gianluca. Al nord la realtà è diversa perché tanti ragazzi nei dilettanti lavorano nelle aziende dei presidenti e poi la domenica fanno calcio. E che qui abbiamo una concezione del dilettantismo che per me qua purtroppo non ci sono aziende, non c'è lavoro. Molto particolare. Allora facciamo quello che possiamo. C'è gente che fa il protagonista e il professionista in eccellenza, 2000-2005 sono spese. Voglio vedere a questo punto il tabellino del girone del campionato di prima categoria. Anche per questa categoria siamo giunti alla 22esima giornata in questo girone E. Abbiamo Lorena, perdonami. Oggi Lorena si sono scambiate, quindi insomma ci si confonde pure. Con i risultati e la classifica. Sì. Vai. Ad Adrano, Cometa Biancavilla, Atletico Pedara 2-1. A Bronte, Maletto 0-1. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco, Giardini Naxos 4-0. A Furci Siculo, Furci Inessa 1-2. A Giarre, Dacca Randazzo 0-2. A Belpasso, Real Belpassese Santa Teresa 1-0 e a Gaggi, Desport Gaggi Sporting Taormina 3-1. Ennesima vittoria a questo punto della Real Belpassese, uno scontro importante contro il Santa Teresa che la proietta in vetta in questo girone E del campionato di prima categoria. Guardiamo la classifica. Prima in classifica Real Belpassese con 45 punti. Seguono Santa Teresa, Randazzo e Maletto con 40 punti. Cometa Biancavilla 37, Bronte 33, Inessa 31 punti, Furci 30, Dacca 29 punti, Desport Gaggi 26, Sporting Taormina 25 punti, Atletico Pedara 24, Lineri Mister Bianco 18 punti. Ultima in classifica ancora Giardini Naxos con 5 punti. Ricordiamo Atletico Pedara, Bronte, Desport Gaggi,
Sporting Taormina una partita in meno. Questo big match insomma si è risolto a favore della Real Belpassese. Della Real Belpassese. L'avevamo lasciata la settimana scorsa a -1 dal Santa Teresa, in una settimana gli ha preso 6 punti perché mercoledì ha vinto il recupero sul campo del Furci nettamente 3-0. Oggi ha battuto il Santa Teresa per 1-0 e quindi si porta a +5 sul trio che li segue, perché oltre a Santa Teresa ora abbiamo il Randazzo al 7° risultato e il Maletto e il Maletto che ha vinto lo scontro playoff sul campo del Bronte. C'è stato il derby. Volevo dire una cosa, una nota di colore. Sì. Continua la nostra tradizione positiva, cioè tutti gli ospiti che vengono qui la settimana dopo vincono. Il Randazzo ha vinto fuori casa. Era giusto, doppietta di Andrea Grasso. Sì. Quindi ha fatto i famosi 200 gol. L'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. Siamo fortunati. Allora portiamo fortuna anche al presidente. Lui. Giochiamo in casa con la Belpassese. Quindi sarà uno scontro importante. Siamo giudici del campionato. Attenzione, perché siete giudici anche della vostra possibilità di entrare nei play-off. Noi prima ci dobbiamo salvare. Volevo chiedere al Presidente com'è stata la risposta della città di Giare. Ma negativa. Perché loro hanno anche una squadra in terza categoria, mi sembra di capire. Sì, ma sono terzultimi. Quindi la gente di fatto non sta seguendo né non segue né noi né loro. Ma giocate allo stadio comunale? Sì, al regionale. Insomma, abbiamo problemi anche di struttura. Vabbè, quello lo sappiamo in che condizioni versa lo stadio comunale. Qualche settimana fa il vento ha diverto tutte la tettoia. La manutenzione se non c'è è normale che poi riduce i campi in queste condizioni. Quello è un impianto di cui io sono innamoratissimo. Abbiamo l'assessore che si impegna, cerca di fare qualcosa, ma poverino ha le mani legate. Vogliamo chiudere con questo girone? Sì, in zona playoff importante il ritorno alla vittoria della Cometa Biancavilla, che così stacca di 4 punti il Bronte in attesa del recupero che il Bronte dovrà disputare. Lotta playoff che rimane comunque incerta perché sia il Randazzo sia il Maletto che la Cometa Biancavilla e il Bronte si dovranno incontrare negli scontri diretti in queste ultime 4 giornate. 30 secondi con Massimo Scrivano. Io volevo sapere se vedi bene comunque la vittoria finale della Real Belpassese. Assolutamente sì, così come vedo altrettanto bene la vittoria attraverso i playoff del Randazzo. Troppi giocatori. Le trovi ben attrezzate? Assolutamente sì, troppi giocatori importanti di categoria. Mirko Corrente, Andrea Grasso, Massimo Cartella. Fanno tanto. Assolutamente sì. Fanno tanto. E chiudiamo il campionato di prima categoria. Parliamo adesso del girone F, quello un po' che ci riguarda da vicino perché ci sono molte squadre catanesi che giocano con le squadre gran parte del Siracusano. Anche in questa categoria, in questo girone, siamo arrivati alla 22esima giornata. Risultati e classifiche insieme a Lorena. A Catania, Sporting Barriera, Valverde 2-0. A Catania, Massimiliana, Castel di Judica 4-1. A Militello Val di Catania, Atletico Militello, Mineo 1-3. Ad Augusta, Città di Augusta, Real Paternò 2-1. A Mascalucia, Città di Mascalucia, San Pio X 1-1. A Catania, Condor, San Giorgio 0-4. E a Catenanuova, Sporting Catenanuova, Sporting Priolo 0-0. Il San Pio continua a rimanere in vetta, seppur pareggiando in casa del Mascalucia. San Pio in testa con 49 punti, ma guardiamo la classifica al completo. Primo in classifica San Pio X, 49 punti. Segue Città di Augusta, 46. Sporting Barriera, 45 punti. Città di Mascalucia, 39. Massimiliana, 37 punti. Real Paternò, 36. Sporting Priolo 34 punti, Valverde 31, Castel di Judica 25 punti, Sporting Catenanuova e San Giorgio 24, Atletico Militello 21, Mineo 15, ultima in classifica troviamo ancora Condor con 3 punti. Ricordiamo Atletico Militello e Valverde con una partita in meno. Allora la San Pio pareggia, il Città di Augusta invece vince e si ritorna di nuovo ad avere il dubbio su chi vincerà questo girone. Sì, diciamo che il Città di Augusta ha riaperto il campionato, si è portato a -3 e ha vinto anche lo Sporting Barriera che si è portato a -4. La San Pio comunque rimane sempre la favorita, anche un calendario tutto sommato abbordabile.
domenica giocherà in casa con l'Atletico Militello, mentre il Città di Augusta va a Castel di Iudica contro una squadra che si deve salvare e sarà sicuramente una partita difficile. Però mi sa che sta tirando un po' il fiato questa San Pio. Sì, qualche parte dall'inizio del stagione ha dilapidato un bel po' di punti, no? Sì, ha dilapidato un po' di punti, però quei 3 punti che ha di margine possono bastare. Sicuramente lo Sporting Barriera vorrà continuare almeno a guadagnare il secondo posto, ma lo Sporting Barriera ha anche la carta della Coppa Italia. Mercoledì ci sarà il ritorno contro il Corleone. All'andata è finito? All'andata 1-1, si giocherà a Catania, quindi allo Sporting Barriera basterebbe uno 0-0, ma è difficile pensare che lo Sporting Barriera pareggi senza segnare, perché segna tantissimo. Segna tantissimo. A proposito dello Sporting Barriera, guardiamoci il servizio realizzato da Alessio Di Mauro con la collaborazione di Alessandro Famà tra lo Sporting Barriera e il Valverde, finito 2-0 appunto per la squadra dello Sporting Barriera. Finisce 2-0 l'incontro di sabato pomeriggio al Seminara di Catania tra Sporting Barriera e Valverde. Le due squadre si sono date battaglia, ma alla fine sono stati gli uomini allenati da mister La Rosa ad aver avuto la meglio. Una vittoria che consolida il gran momento di forma dei barrioti, sempre più forti della terza posizione in classifica, al cospetto di un Valverde che con questa sconfitta può forse dire addio ai sogni play-off. La gara, molto combattuta nella prima frazione di gioco, non regala particolari emozioni, con i due reparti offensivi molto evanescenti in fase conclusiva e realizzativa. Nella ripresa mister La Rosa sostituisce Maurigi per Magri, che riesce a dare un po' di vivacità nel reparto offensivo. Bastano infatti 8 minuti della ripresa per trovare il vantaggio. Minuto 53, schema su calcio di punizione, cross dalla sinistra di Ali e colpo di testa vincente di Ruggeri, palle e rete ed 1-0. Lo Sporting Barriera sente la supremazia a centrocampo e sfrutta il pressing per ripartire in contropiede, trovando il raddoppio al minuto 65 con Magri. Inutile il valzer delle sostituzioni, finisce 2-1 e lo Sporting Barriera può continuare a sorridere. Lo Sporting Barriera può continuare a sorridere. Io penso che anche tu sei d'accordo, no? Sì, sicuramente. Lo Sporting Barriera ha fatto un giro di ritorno formidabile, ha recuperato molti punti sul 2 di testa, ora se la gioca sicuramente è difficilmente riuscirà a vincere. Luca, ma tu pensi che la San Pio... La San Pio io penso di sì, penso che ce la farà e penso che lo Sporting Barriera potrebbe farcela con la Coppa. Io sono fiducioso per la Coppa Sicilia. È vero. Allora, chiudiamo questa parentesi dedicata al campionato di prima categoria, così chiudiamo anche l'ospitata dei nostri due ospiti. Parliamo prima con il Presidente. Allora Presidente, abbiamo detto che questi Inessa Giarre il prossimo anno ha sicuramente un obiettivo a questo punto, no? Cioè se non ci si è riusciti in questa parte del campionato, perché chiaramente i punti persi erano troppi, probabilmente il prossimo anno si parte con più serenità. Senza dubbio. Gli obiettivi rimangono quelli di... Gli obiettivi, se non c'è un ripescaggio, se non c'è qualcosa che arriva, non nascondo che io magari un pensierino alla promozione glielo faccio, però credo che rimaniamo così. E poi sperare magari una sistemazione del campo. Sì, il cambio di denominazione, no? Si farà il cambio, questo no? si fa appena si finisce. Quindi subito. Sarete ufficialmente la nuova squadra di Giarre, e questo è importante. La prima squadra di Giarre. La prima squadra di Giarre. Oh, bello, finalmente un presidente che insomma deciso e determinato, la prima squadra di Giarre. Per il passato che ha Giarre, giustamente uno dice la prima categoria è troppo però bisogna fare in modo però bisogna fare in modo anche di avere anche degli sponsor, no? Perché sa meglio di me che il campione di promozione. Guardi, poi... io sto con i miei compagni, soci, sto cercando di allargare la società a persone che hanno una visuale molto più ampia, perché giustamente lei mi insegna che più siamo e più per una piazza poi come Giarre che ha assaporato quasi il professionismo. Poi c'è un progetto per lo stadio, pare che il CONI dia un contributo molto importante. E poi avete un mister anche di grande esperienza, no? Maurizio Romeo. Quando io l'ho preso ero sicuro che faceva bene. Maurizio è uno che lavora moltissimo sul campo, una persona preparata, assolutamente, che può fare bene nel calcio come ha fatto da giocatore. È vero, è vero, è vero. Mentre invece Massimo Scrivano, che non fa più adesso il calciatore, lo possiamo confermare questa cosa? No. No, voglio ancora di scendere in campo e mettermi i guanti. Eppure io credo che adesso, con tutta l'esperienza che hai accumulato, insomma, bisogna mettere farlo giocare. Quello diciamo che ci mancherebbe la ciliegina sulla torta, perché praticamente
ho sempre avuto, diciamo, nel mio la voglia, quello sempre di dare ordini, anche se da dietro. Ti conosco bene, l'esperienza di Ventini mi ha fatto capire che personaggio sei nello spogliatoio, e quando si hanno certe determinate personalità possono venire utilissime poi dopo, quando si vuole affrontare insomma il mestiere dell'allenatore. Però purtroppo, vede mister, di questo oggi a 34 anni ne ho la piena certezza. Il mio atteggiamento per alcuni allenatori è stato una specie di sfida. L'unico che è riuscito a capirmi, e per me il miglior allenatore che abbiamo avuto, è Peppe Anastasi, sì, con cui poi ha preso il suo posto a Lentini. Abbiamo vinto 3 anni fa il campionato ad Aci San Filippo, dove io venivo da una rottura di un crociato. Sì, mi ricordo. È stato l'unico a credere in me. A 3 mesi sono sceso in campo, abbiamo vinto il campionato. L'anno scorso mi aveva portato a Palazzolo. Solo che purtroppo la mia solita parolina ricevuta in maniera sbagliata dal presidente Scrofani mi ha portato ad andare via. Questa è personalità, non pensare, Eh sì, però se oggi mi ritrovo senza squadra, a non giocare, ad mordermi le mani, è proprio perché magari a volte bisogna riflettere un po' prima di essere sempre impulsivo. Adesso lo dici perché fai l'allenatore tra non molto, quindi hai anche questa predisposizione a essere un po' più pacato e a pensarci 2 volte magari quando uno deve dire una cosa. Una cosa è certa, i piedi in faccia non me li faccio questo mettere mai, nessuno. ma ci mancherebbe, questa cosa è fondamentale per tutti, non soltanto per te come allenatore, ma anche in genere come calciatore. E allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo per tutto quello che verrà dopo. Grazie. O da calciatore o da mister, anche se io torno nell'idea che devi diventare mister perché hai le qualità. Perché no, grazie. E ti aspettiamo prestissimo, magari appunto come rappresentante di una bella società che crede nei giovani, crede nel progetto di un campionato di vertice, soprattutto. Serio. La cosa più importante è avere una società seria che ti permette di fare un lavoro a lungo termine. È vero. Perché fare calcio tanto per farlo, sinceramente preferisco rimanere a casa. Sì, infatti, con la famiglia. Assolutamente. Presidente, noi a questo punto l'aspettiamo prossimamente con questa nuova denominazione di Giarre Calcio. Ci piace questa parola forte. Sono a completa disposizione. Benissimo, allora sarà dei nostri quanto prima, in modo che così possiamo dire ufficialmente che Giarre rientra nel calcio che conta, dal gradino più piccolo, però con un trend, speriamo, di crescita positivo. Con umiltà, perfetto. Sperando magari che alcuni sponsor si avvicinino, perché insomma gli sponsor fanno sempre bene averli. Sono fondamentali. È vero, ok. La ringraziamo, Presidente. Grazie a voi, grazie. Salutiamo anche il nostro Luca Luisi. Alla prossima. Come al solito puntuale, preciso per quanto riguarda i commenti riguardanti il campionato di prima categoria. Ci fermiamo, un nuovo ospite sta per raggiungerci, parleremo del campionato di seconda categoria. Tra pochissimo, dopo? La pubblicità, a tra poco. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, parliamo dell'ultimo frammento riguardante il calcio dilettantistico, parliamo adesso della seconda categoria e diamo un saluto al nostro nuovo ospite che non gioca il campionato di seconda categoria ma lo conosce perché insomma negli ultimi anni ha fatto qualche campionato di vertice col campionato di seconda categoria, gioca comunque con l'Inessa di Giarre, il nostro Angelo Costa che rivedo sempre con tanto piacere, sempre in forma come al solito. Ho detto bene, hai fatto anche campionati di seconda categoria di vertice, quindi insomma lo conosci bene. L'ho vinto con la San Pio 2 anni fa il campionato. Poi sono stato richiamato alle categorie superiori. Ma Angelo, ma io voglio dire, ma per te l'età non passa mai. 42 anni oggi. Oggi 42 anni. Complimenti, perché veramente fisicamente integro come al solito, poi sei roccioso da sempre, insomma mi ricordo ai tempi. L'ho avuto come mister Bronte. Quando a Bronte insomma la tua tenacia era formidabile, stiamo parlando di quasi 20 anni fa quasi. Sì, abbiamo fatto il campionato di promozione quell'anno, il mister. È vero. Benissimo, allora parliamo del campionato di seconda categoria, allora a questo punto dobbiamo salutare anche il commentatore ufficiale del campionato di seconda categoria, Dario. Ciao Ettore, buona serata. Il Milo è messo male. Milo, non cominciamo dalle dolenti note. No, è vero, lo dobbiamo dire perché è diventato ormai il tormentore di pena. Sì, è diventato. La domenica dopo il risultato dell'Atletico io cerco uno è vero.
E il Milo in questo momento sta risentendo molto. Ce lo racconti dopo. Vabbè. Quando parliamo del girone appunto riguardante il Milo. Mi trattengo. Benissimo. Allora, girone F del campionato di seconda categoria, giunto alla sua 20ª giornata. Abbiamo Lorena pronta con i risultati e la classifica. A Calatabiano Antillese 5-1. A Nizza di Sicilia, Ali Terme, Città di Gaggi 3-0 a tavolino. A Novara di Sicilia, Novara, Maniacese 0-2. A Riposto, Rusto Sebastiano, Robur 2-2. A Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio 3-1. E a Letoianni batte Sant'Alfio 2-0. Robur in testa con 49 punti, ormai praticamente promossa. già promossa in prima categoria, ma diamo lettura naturalmente anche della classifica della 20ª giornata. Prima in classifica troviamo Robur con 49 punti. Seguono Maniacese e Ali Termi 35 punti. Rusto Sebastiano 29 punti. Città di Gaggi 28, Letoianni e Calatabiano 24 punti, Sant'Alfio 23, Novara e Santa Domenica Vittoria 21 punti, Sant'Alessio 20, ultima in classifica Antillese 18 punti. Ricordiamo Città di Gaggi un punto di penalizzazione, Maniacese e Sant'Alessio una partita in meno e Sant'Alfio 2 partite in meno. Allora Dario, a questo punto parliamo soltanto della zona playoff, no? Parliamo della zona playoff, la zona playout diciamo è abbastanza complicata, sì. La coda della classifica, tante squadre in pochi punti. Io mi concentrerei soprattutto sulla Ali Terme Città di Gaggi, che è un risultato arrivato a tavolino 3-0 perché il Città di Gaggi non sapeva si giocasse di sabato. Ora Questa nel cosa è momento molto in cui strana, giochi una partita di cartello, credo che sapere quando gioca il tuo avversario debba essere la prima preoccupazione. Non succedono queste cose ancora in seconda categoria. Sì, non dovrebbero succedere. Non dovrebbero succedere. Ma succedono. Va bene, proseguiamo sempre in seconda categoria, girone G, anche in questa occasione 20ª giornata. Ad Aci Bonaccorsi, Libertas Aci Bonaccorsi 0-4. Ad Adrano, Real Adrano, Canalicchio 0-0. A Belpassese batte Milo 5-2. A Valguarnerese, Real Aci 2-1. A Tremestieri Etneo, Real Centuripe 3-1. E a Pisano Cosentini, Real Piano Tavola 0-4. Sconfitta del Milo che ha una partita in meno e attualmente sono soltanto 3 i punti di vantaggio rispetto all'Aci Bonaccorsi che ne ha 40. Ma guardiamo la classifica. Prima in classifica troviamo Milo con 43 punti. Segue Aci Bonaccorsi 40. Valguarnerese 35 punti. Real Piano Tavola 32. Real Aci e Canalicchio 31 punti. Real Belpassese 30. Real Adrano 27 punti. Pisano Cosentini 24. Real Centuripe 20 punti. Tremestieri Etneo 17. Ultima in classifica Libertas Aci 6 punti. Ricordiamo Milo e Real Aci una partita in meno. Ed è una partita che a questo punto diventa fondamentale. Tra l'altro il Real Aci vincendo potrebbe ancora sperare di entrare nella griglia dei playoff. Sì, anche perché la situazione Real Aci si è notevolmente complicata grazie alla vittoria del Piano Tavola che si è prepotentemente riportato in zona playoff. Tra l'altro il Piano Tavola è una scommessa del presidente Anastasi della Aci Bonaccorsi. Sì. La scorsa settimana ha detto secondo me questi, riferito al Real Piano Tavola, si qualificano e direi che fino adesso sta avendo ragione. Sì. Per il Milo comincia a fare sempre più caldo, le ultime partite e soprattutto le scorie delle ultime giornate stanno cominciando a pesare, una formazione piena di squalificati e infortunati e una inaspettata sconfitta con 5 reti che non sono mai state prese in questo campionato per la capolista. Molto interessante la bagarre in zona playoff perché ci sono veramente tante squadre nel giro di 2 punti.
Benissimo, ci fermiamo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario, dopodiché concluderemo con gli ultimi 2 gironi del campionato di seconda categoria e poi ci saluteremo e rinnoveremo chiaramente l'appuntamento di penalty alla prossima settimana. Ci vediamo dopo la pubblicità, a tra poco. Preparatissimo. Ultimi 2 gironi del campionato di seconda categoria, parliamo del girone H, ma parliamo anche dell'altro girone che ho segnato qui, adesso me lo sono dimenticato. Il girone I. Perfetto, ma prima il girone H, Siracusa-Catania, un girone importante che seguiamo ormai praticamente dall'inizio della nostra trasmissione. I risultati e la classifica della 20ª giornata. A Raddusa batte Aquila Monteserra 2-0. A Carlentini d'Agata 6-4. A Catania Liotro Junior Ramacca 3-0. A Catania Librino Megara Augusta 4-2. A Vizzini Nuova Picanello 1-4 e a Francofonte Atletico Francofonte batte Sortino 3-0. A questo punto il Carlentini sempre in vetta con 49 punti, il distacco è quasi ormai abissale con la seconda in classifica, ovvero l'Atletico Francofonte, ma guardiamo nel dettaglio la classifica. Prima in classifica troviamo Carlentini con 49 punti, segue Atletico Francofonte con 38 punti, Picanello e Liotru 37, Megara Augusta 35 punti, Sortino 30, D'Agata 25 punti, Vizzini e Librino 21 punti, Junior Ramac 17, ultimi in classifica Aquila Monteserra e Raddusa con 14 punti. Ricordiamo, Raddusa un punto di penalizzazione. Sottolineiamo anche che a questo punto i giochi sono soltanto per quanto riguarda i play-off. Per i play-off e per evitare la retrocessione. Il Carlentini è già promosso da una settimana, ha trovato un modo alternativo per portare gente allo stadio, ossia fare 10 gol nella stessa partita, 6-4 la gara di oggi, quindi complimenti alla capolista. Importante la vittoria del Raddusa con l'Aquila Monteserra perché in coda riapre tanti discorsi, adesso sono appaiate sul fondo della classifica. Importante vittoria anche del Librino che sta risalendo la graduatoria e che ha fermato il Megara Augusta complicando i piani play-off. E in questo girone abbastanza equilibrato c'è anche la vittoria dell'Atletico Francofonte che spegne praticamente i sogni play-off del Sortino, che era una concorrente diretta. È vero che si è fermata a 30 e quindi probabilmente verrà quasi sicuramente tagliata fuori dalla zona play-off. Una battuta con Angelo, campionato di seconda categoria che tu conosci molto bene, insomma parecchie sono le squadre con la quale insomma hai modo di avere contatti. Come vedi questo girone? Il Francofonte, che è una squadra importante per una cittadina importante, dopo la scomparsa della prima squadra l'anno scorso sembrerebbe ritornare di nuovo nel grande giro. Sì, là c'è il Carlentini che per la categoria è uno squadrone, cioè ha perso l'anno scorso, più che ha perso ha vinto lo spareggio, ma poi per un ricorso che hanno fatto ha perso, è sceso in seconda categoria, quindi quella squadra è fuori concorso, infatti la classifica lo dice. Francofonte diciamo che fra le 4 dei playoff è la candidata diciamo a vincerlo, anche se gli amici del Liotro, dove abbiamo noi tanti amici, vedi, si stanno comportando molto bene, mister Cocipera è una bella squadra pure quella, dai. Si stanno comportando c'è anche bene. Condorelli che fino all'anno scorso faceva l'eccellenza. È vero, è vero. Ultimo girone che trattiamo, il girone I di seconda categoria, anche in questa occasione 20ª giornata, risultati e classifica. A Sanconitana Atletico Ragusa 4-1. A Scoglitti Biscari Florenzia 0-0. A Scicli Atletico Scicli Fly Vittoria 1-1. A Noto Netina New Pozzallo 3-1. A Ragusa Sporting Ragusa per Scicli 1-4 e a Licodia Eubea Sporting Eubea Rinascita Netina 1-0. Sporting Eubea in testa con 46 punti, ma anche e soprattutto con una partita in meno. Guardiamo la classifica. Prima in classifica Sporting Eubea con 46 punti, segue Netina 43, Sanconitana 40 punti, Florenzia 35.
Per Scicli 34 punti, Atletico Scicli 31. New Pozzallo 23 punti, Sporting Ragusa 18. Atletico Ragusa 16 punti, Biscari 15, Rinascita Netina 14 punti, ultimo in classifica Fly Vittoria con 12 punti. Ricordiamo Atletico Ragusa, Biscari, Fly Vittoria, New Pozzallo, Sanconitana e Sporting Eubea una partita in meno. Meno male che c'è questa partita in meno, Dario, perché sennò insomma il fiato del Netina potrebbe far soffrire lo Sporting Eubea. Esatto, anche se questa è una classifica molto provvisoria, tutta da decifrare, perché ci sono ben 6 squadre con una partita in meno, 2 sono di testa, lo Sporting Eubea capolista e anche la Sanconitana che è terza. E ben 4 sono, anzi ben 3 sono nella coda della classifica, una coda della classifica che vede 4 squadre in 4 punti, con una partita in meno. È chiaro che è tutto da rileggere sulle 3 gare piuttosto che sulle 2 che rimangono. Quindi aspettiamo con ansia la settimana prossima per è un capire rebus ancora di più. praticamente, È un rebus. Mentre invece non è un rebus la carriera di Angelo Costa, che sta vivendo una nuova eterna giovinezza con questa squadra di Giarre, l'Inessa. Una battuta per chiudere, credi che potrebbe essere un'altra ennesima esperienza positiva con l'Inessa? Ma sicuramente lo è positiva, perché praticamente ho conosciuto una persona come il presidente Di Martino che in questo settore ce n'è pochi, una persona seria e quindi fino a quando ci saranno queste persone che mi invoglieranno a giocare non mi pongo limiti. Non ti poni. Fisicamente sto bene. Il fisico tiene, no? Sì, sto bene, mi alleno, sono uno che sono uno stacanovista per questo, perché sono sappiamo. uno che mi allena. Quando c'è l'allenamento lei mi conosce bene, quindi si può fare tanto. Sì, benissimo. sì. Allora un in bocca al lupo per la tua stagione con l'Inessa e speriamo magari di rivederti anche il prossimo anno, no? Grazie, anch'io lo spero. Ci mancherebbe. Grazie. Salutiamo Dario Giuffrida, ciao Ettore, ciao a tutti. della seconda categoria. Speriamo bene per il Milan, perché sennò poi rischio che veramente ogni volta che ti vediamo noi tutti anche perché gli sfottò stanno cominciando ad essere pesanti, quindi ragazzi concretizziamo. Allora, salutiamo anche Gianluca Barbagallo. Ciao, abbiamo sul finire qualche abbiamo tanti saluti, ci siamo concentrati sui contenuti della trasmissione e ci siamo dimenticati di salutare i nostri amici che ci mandano anche delle foto irridenti, però non si possono far vedere. Li ringraziamo tutti e sarebbero tanti, però magari poi la prossima settimana. Vogliamo ricordare comunque sempre i nostri riferimenti internet, sì, perché durante il corso della settimana allora il mondo di penalty lo ritrovate nel nostro sito che è programmapenalty.it, lì trovate tutti i servizi speciali, lì trovate la puntata che state vedendo, quindi la potete rivedere anche nei prossimi giorni. Ecco, vedete la slide, la potete vedere in diretta, ma per questo dovete aspettare i prossimi 8 giorni. Quindi il programmapenalty.it e c'è la mail che è info@programmapenalty.it o attraverso Facebook. Programma Penalty, pagina ufficiale, sto Programma Penalty ovunque. Infatti. Grazie Gianluca Barbagallo, salutiamo anche Lorena, la penaltina che ha seguito da vicino oggi il campionato di prima e di seconda categoria. Buona serata a tutti. Ci vediamo la prossima domenica. Dobbiamo salutare gli amici che ci seguono anche il lunedì attraverso le tante televisioni che fanno parte del circuito di penalty, ovvero TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, TV Xenon di Caltagirone, Canale 8 di Avola ed infine Tele Iblea di Ragusa. Quindi veramente in buona parte della Sicilia hanno modo di seguirci con questa trasmissione che ritornerà per quanto riguarda la diretta su Sesta Rete domenica prossima a partire dalle ore 19, la replica andrà in onda alle 23:10 e la replica anche nella giornata di domani. A tutti naturalmente il buon proseguo e ricordate che questa è una trasmissione che segue il calcio solo ed unicamente dilettantistico, perché è uno slogan che abbiamo coniato, penso che sia proprio l'ideale, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci alla prossima settimana.